Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Civilization 6. Oggi continueremo la nostra avventura. Allora, vediamo un pochettino. Potete vedere che col passare del tempo abbiamo sbloccato varie opportunità. Siamo riusciti anche a conquistare San Pietroburgo e adesso vedremo un po' di ragionare in modo diverso. Intanto abbiamo disponibile la grande muraglia. Il nostro costruttore adesso lo mandiamo immediatamente a realizzare qualcosa. Perfetto, vediamo se possiamo costruirla. Serve più attrattiva, ottimo. Adesso vedremo di fare tutto. Acquisteremo anche la casella dell'incenso per non avere più questo tipo di problemi. Intanto le tigri accucciate adesso vedranno di conquistare questo accampamento. Poi qua mi sa che tutti... Ah, ok. Portiamo un'unità di arcieri verso il nostro territorio insieme a questa unità di spadaccini per difendere la città. Il carro e quest'altra unità la trasformiamo in no, qual è quella più potenziata? Ecco, mi sa che è questa. La trasformeremo in balestriere al più presto. Questo lo lasciamo fermo qua. Lo scout lo portiamo da questa parte. La catapulta è addormentata per il momento. Ok ragazzi, passiamo il turno e andiamo avanti. Spero che questi video vi stiano piacendo. Vedo che molti danno consigli, cercano di aiutarmi. Sono contento, adesso cerchiamo di andare avanti. Ho fatto qualche errore nell'attacco di San Pietroburgo, è stato il mio primo assedio, ma adesso col passare del tempo vedrò di reclutare più unità da mischia che da tiro. E vabbè, ora col passare del tempo i prossimi assedi saranno diversi, ovvero... Poche invenzioni sono semplici come la staffa, ma poche hanno avuto un'influenza così significativa sulla storia. Bene, possiamo adesso reclutare il cavaliere. Intanto vediamo se possiamo realizzare. Costruisci miglioramento grande muraglia, più 4 alla forza difensiva dell'unità occupante. Fortificazione applicato, perfetto. Vediamo di realizzarla. E come rotta commerciale vediamo di dirigere immediatamente il tutto a Seul, poiché avremo più punti di scienza. Andiamo a Seul. Ottimo. Qua giù prendiamo il nostro carro e lo portiamo qua in avanti, mentre la tigre accucciata conquisterà l'accampamento. Benissimo, a questo punto il carro lo facciamo avanzare e come ricerca io direi di dirigerci verso le armi da fuoco, l'istruzione per la nostra biblioteca e punti di ricerca maggiorati. Lo spadaccino adesso finirà il suo lavoro con... Vai, vai! Non ci credo che non è riuscito ad ucciderlo. Vabbè, finiranno il compito dei nostri arcieri. Forza, questi scout rompiscatole. Ok. Penso che, ecco, promozione disponibile. Visto che, vabbè, lo faremo più avanti. Allora, queste unità sono state ormai contrassegnate, le manderemo dall'altra parte. Mentre qui il costruttore, poi adesso il costruttore lo dobbiamo mandare qui in alto a creare questo, a sviluppare questo miglioramento. Però prima a Xi'an acquistiamo una casella. Questa qui, 170 costa, wow, 170. Compriamola. Così possiamo sviluppare l'incenso e dopo vedere un po'. Allora il carro pesante qui lo mandiamo in alto. Fermo qua. Altre unità che attendono ordini. Lo scout lo spediamo in osservazione. Troppo. Vai. Oh, c'è un accampamento. Turno successivo. Vediamo ragazzi di fondare una nuova città, magari sul mare. Allora, la Norvegia ha superato l'epoca classica e nell'epoca medievale. Penso che noi già siamo nell'epoca medievale. Non mi ricordo come si fa a vederlo. Classifica mondiale, città-stato. Non mi ricordo completamente come si fa a vedere. Opzioni mappa. No. No, per il momento non lo ricordo. Va bene. No, ho sbagliato. Pensavo che fosse lo scout. Vabbè, con lo scout ci prendiamo questo piccolo accampamento. E adesso dobbiamo fortificare lo spadaccino per riprenderci un po' di salute. Comunque io adesso promuoverei il nostro arciere. Si difende dagli attacchi. Fuoco di soppressione. E al prossimo turno lo miglioreremo ancora. Il carro pesante lo fortifichiamo. Lo scout qua lo mandiamo in avanti. Vediamo cosa c'è. Là ci deve essere una meraviglia. Vediamo un po'. Sì, sì, mi sa di sì. E adesso vediamo cosa fare. Allora, prendiamo il nostro costruttore e lo portiamo qui e costruiamo una piantagione. Benissimo. Il carro lo spostiamo qua in alto. E adesso lo fortifichiamo finché non è guarito. Ecco, le tigri accucciate le riportiamo dentro la città, che sono troppo preziose in quest'epoca. Quindi adesso abbiamo completato l'incenso. Penso che l'attrattiva
sia sufficiente. Perfetto, ma adesso svilupperemo anche i cavalli. In cambio di fede possiamo comprare il missionario, però per il momento la fede ci serve, lasciamola lì. Il costruttore mi avete detto di reclutare a San Pietroburgo. Lo faremo al più presto e ripareremo tutto quello che dobbiamo riparare. Comunque, questo lo portiamo qua e lo fortifichiamo. Anzi no, lo portiamo qua in avanti verso questa zona. Quindi questo qua, questi due, perfetto. Il carro lo lasciamo qua. Questi uomini stanno procedendo nella direzione che gli avevo ordinato. Devono arrivare qua. Perfetto, turno successivo. Ragazzi, questi sono turni adesso dove dobbiamo decidere dove fondare la nostra nuova città. Qua ci deve essere una meraviglia, una specie di meraviglia naturale. E non mi ricordo se c'è una specie di bonus per quelli che realizzano la città vicino alla meraviglia. Vediamo. Comunque, 2 turni e finisce il progetto di ricerca. Intanto lo scout nemico avanza. Allora, il costruttore qua ha finito. Lo mandiamo verso i cavalli là in alto. Intanto tigri accucciate. Ecco, questi arcieri adesso li promuoviamo a balestrieri. Ci apriranno, ragazzi, la strada in tante occasioni. Quindi li mandiamo adesso in avanti. Questi spadaccini fortificati. Questi arcieri li mandiamo verso questa parte di mappa. Lo scout. Ecco qua la meraviglia che vi dicevo. No, non c'è. Dov'è la meraviglia? Doveva essere da queste parti perché quando è stato? Ieri ho fatto un paio di turni, però poi ho dovuto staccare e ho visto che qua c'è una meraviglia. Arrivati a questo punto il carro lo fortifichiamo qua e le tigri le riportiamo in città. Allora, questo lo rimandiamo in avanti. Un turno alla fine del progetto di ricerca nel campus universitario di Xi'an. E adesso mancano pochi istanti alla fine di questo progetto e 7 turni purtroppo alla fine della muraglia intorno a San Pietroburgo. È importante perché non possiamo, dobbiamo ricostruirla. Non possiamo rischiare di essere conquistati dai barbari o magari dai norvegesi. Ah, unità attende ordini. Chi è che attende ordini? Ancora voi. Vi avevo detto di andare là il turno precedente. Forza. Allora, ecco, una città sul mare sarebbe ideale. Qua addirittura ci sono i pesci, possiamo usarli. Il ferro che sarà importantissimo tra qualche decennio. Allora, arrivati qua, le tigri accucciate le portiamo un po' più avanti. Gli arcieri un po' più avanti. Gli spadaccini un po' più avanti. Gli arcieri qui. Allora, adesso questi arcieri li facciamo avanzare. Gli spadaccini ancora fortificati. E i balestrieri più avanti. Vi starete chiedendo cosa sto facendo. Sto cercando di avanzare un po' di qua per cercare di ripulire la zona se ci dovessero essere barbari. E ecco qua la meraviglia. È una trappola per tigri di 250 miglia quadrate. Bene, la meraviglia. Quindi ragazzi, la città la dobbiamo formare magari in questa zona. Come produzione adesso realizzeremo cosa? Un colono. Sarebbe interessante per creare una nuova città. Allora, facciamoci un giretto qua in alto. Vediamo chi c'è. Accampamento barbarico con barbari pronti al combattimento. Quindi questi arcieri li mettiamo, li fortifichiamo. E adesso con queste 3 unità avanza. Qua abbiamo i balestrieri che sono potenziati al massimo. In quest'epoca, nel 250 d.C., i balestrieri hanno una potenza assoluta. Quindi sono davvero la colonna portante del nostro esercito, anche se sono unità da tiro. Hong Kong qua si sta sbizzarrendo. Hong Kong, ragazzi, si sta sviluppando davvero tanto perché grazie ai nostri aiuti, ai nostri emissari. Ecco, purtroppo là c'erano dei maledetti frombolieri che ci stavano quasi ammazzando il nostro caro amico. Avanti, ragazzi. Voi rimanete ancora qua qualche turno. Lo scout tornerà indietro. Però la città la fonderemo da queste parti. Allora, gli spadaccini, questi sono al massimo della loro potenza. Saliamo con tutte queste unità e cerchiamo di conquistare questo accampamento. È un problema perché questi barbari potrebbero darci molto fastidio, quindi ci mettiamo qua e li eliminiamo, perché possono anche reclutare loro là dentro, mi sa. Quindi attenzione. Il carro lo fortifichiamo. E qua diamo un'occhiata, vediamo cosa c'è. Tanto per capire, c'è seta. Bene, la seta forse la dobbiamo prendere. Dov'è il costruttore? Ah, giusto. Il costruttore è arrivato, mi sa. E possiamo realizzare il pascolo. Altra risorsa strategica a livello di attrattiva. Dovremmo essere alla grande proprio. Adesso ormai non ci sono problemi. Qua c'è un pezzo di grande muraglia. E questo costruttore
Ora lo mandiamo a San Pietroburgo per risolvere tutti i problemi che abbiamo causato noi stessi. Abbiamo incendiato tutto, però era necessario perché i russi non demordevano. Allora, adesso qua inizia il combattimento. Le tigri accucciate veramente sono un vantaggio assoluto. Sono quelle di Mulan. Oh là, ecco qua chi c'è. Stanno Lo arrivando. scopo dell'istruzione è sostituire una mente vuota con una mente aperta. Ok. Allora, gli spadaccini ancora devono stare fermi qualche altro turno. Gli arcieri li mettiamo qua e questi li mettiamo qua. Lo scout adesso lo portiamo dentro la foresta e lo fortifichiamo. Come ricerca adesso? Come ricerca, ragazzi, noi siamo, penso, più avanti di tutte le altre civiltà. Potrei realizzare le armi da fuoco. Sì. Come? Salnitro? Sì, le armi da fuoco penso ci darebbero un grosso vantaggio, anche se noi non sappiamo neanche come mettere una barca in acqua, perché non abbiamo completamente sviluppato nulla da questo punto di vista. Però per adesso va bene così. Allora, le tigri accucciate vedranno di sparare qua. Forza. Mamma mia, le hanno proprio falciate. Adesso gli spadaccini, niente. Il carro lo portiamo qua in difesa delle nostre unità. Questi arcieri qua. E gli arcieri penso che possano dare un po' di fastidio a questi cavalieri. Non importa, gli abbiamo fatto un bel po' di danno. Questi spadaccini li fortifichiamo. Questo carro ci darà una mano oppure no? Lo mandiamo qua in alto, vediamo cosa c'è. Il ghiaccio più assoluto. Emissario. L'emissario lo manderei a Zanzibar perché ce ne manca uno. A 3 emissari avremo 4 di oro in ogni distretto e lo mandiamo. Ecco, il costruttore qua ha finito. Invece di essere rapito dai nostri... Lo mandiamo qua per costruire magari un'altra sezione della grande muraglia. Passiamo il turno, vediamo come si comporteranno i barbari. Io intanto ogni 15 minuti, ragazzi, spengo per vedere se sta registrando tutto. Altri 2 minuti e poi guardo, perché purtroppo ormai devo fare così, altrimenti perdo solo tempo. Spero che vada tutto bene, però. Allora, tendere prego. Sti barbari penso che mi daranno un po'... attaccheranno là in alto. Che è successo? Ah, ecco. Ah, hanno attaccato gli arcieri. Maledetti sti cavalieri. Vabbè. Abbiamo perso. Oh, ce l'hanno uccisi. No, 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 forse è rimasto. Attenzione. Ah, è qua. 2 frombolieri. È che devo capire ancora il movimento che possono avere questi maledetti. Mamma mia. Allora, il colono. Ragazzi, intanto qua su. Questo purtroppo via di qua, che se no ce lo macinano. Ma sti barbari, oh, sono tosti. Mamma mia, mi sa che dobbiamo ritirarci un attimo. Allora, questo costruttore lo mandiamo qua, che c'era la grande muraglia, mi sa, da realizzare. Il colono lo facciamo andare immediatamente in questa zona. Ecco qua. Procediamo. Però attenzione che qua potremmo essere in grosse difficoltà, perché... Attenzione, sì che abbiamo gli spadaccini, però... Allora, come produzione qua dobbiamo reclutare qualcosa. Qualche unità da guerra. Picchieste troppo tempo ci mettono. Mi sa che siamo messi nei guai, perché la tigre accucciata ferma qua. Non vorrei... È che non so quanto si possono muovere queste unità. Dovrei... È che la tigre accucciata per fare danno deve avanzare. Quanto può fare? Allora, se ci... Già per attraversare il fiume ci hanno impiegato un bel po'. Quindi questi sono fortificati. Il carro lo posso mandare indietro e fortificarlo. Così abbiamo anche... Oh, finalmente. Ma io non lo so, questi 4 stupidi qua. Mandatene a quel paese. Ma io non lo so. Via. Ecco qua. Allora, vediamo un po'.
Niente ragazzi, scusate il timer che mi ricordava di guardare un po' se il video va bene. Allora, abbiamo eliminato questo, quindi adesso un attimino fortifichiamo questo ragazzone. Questo decide lui dove andare. Io volevo spostare questi, invece mi ha spostato il carro. Va bene, questi li portiamo un po' più avanti. Questi spadaccini li facciamo avanzare. Purtroppo il carro non sono riuscito a spostare. Ha deciso il gioco dove spostarlo. E ci beccheremo qualche altra pietrata. E allora, il colono lo stiamo mandando in avanti. Il prossimo turno costruiremo qui. Qua abbiamo terminato come produzione. A Chien facciamo l'università. E passiamo il turno. Intanto salviamo. Ci becchiamo ragazzi tra qualche attimo.